Oggi ho ricevuto un pacco da TL Accessorize, o non so come si pronuncia. È un accessorio per la Model 3 Performance di questo individuo qui, che non parla italiano, dovrò tradurre in tedesco. Das ist etwas für dich hier drin, Sascha. Weißt du? Guten Appetit! Ah, das ist ein für italienisch normale. Sapete che in ogni mio video c'è qualcuno che mangia e qua c'è il mio collega Sasha. Partiamo con l'unboxing. Lo monteremo nella Model 3 Performance di Sasha, che se ci tenete a non rovinare le scatole originali non fate come ho fatto io. Air Conditioner Control and Multimedia System. Du kannst auch die Klima kontrollieren, kann sein. Ed è esattamente uno schermo posteriore per la Model 3. Vediamo un po'. Voilà. Il manuale. Das ist die Buch, die du sollst studieren. Questo è il manuale di istruzioni che studierà Sasha. Sembra bello grande. Cablaggi vari. Questo è lo schermo. Tada! È grande. Ok, queste sono la canalizzazione per l'aria condizionata, spinotto, Snapdragon 8 Core. Die Prozessor ist gut. Ha un processore Snapdragon. Perfetto. Sasha. Tiri. Questo è il modello anche con la predisposizione per la scheda SIM per il 4G. Gefällt dir? Muss gucken wie funziona das. Gut aus. Allora, pare che ci sia la possibilità di controllare l'aria condizionata, il riscaldamento dei sedili, wifi perché è il modulo 4G. Boh, adesso sono proprio curioso. Con Sasha cercheremo di trovare il giorno per installarlo e vi farò vedere anche la sua Tesla che c'è già nel mio canale quando abbiamo provato il Summon. Andremo a vedere un po' come funziona questo schermo, come si installa, così possiamo provare la sua fluidità. Sembra molto carino. Ringrazio l'azienda che me l'ha inviato. Vi lascio in descrizione il link con un codice sconto per poter acquistare dal sito con degli sconti. Eccoci al momento di installare lo schermo posteriore. Sasha sta già preparando il tutto. Ha già staccato le prese d'aria. Was hast du gemacht für die Luft? Einfach nur Ohne Schraube? so eine Schraube. Ok, Ist einfach nur gesteckt. du brauchst nicht hier da, Davide. Quindi senza... Einfach nur zack. Ok. Quindi non ci sono i viti. Diese Kabel war verbindet mit die alte... Genau, für das USB-C. Ah, ok. Ja, für den USB-C-Stecker. Quindi questo era collegato alla vecchia mascherina dell'aria per l'USB. Und perfekt, wenn du willst... Ja, jetzt müssen wir den hier unten noch aufmachen. Andiamo a aprire anche sotto. Questo sportellino. So. Ci sono due viti. Stacca tutto. So. Werden wir wieder benutzen diese? Ja, ja, ja. Ok, quindi quello lo riutilizzeremo. Questo cavo è in dotazione, va schon drin, richtig? Genau. Ah, ok, sì, ein splitter. Genau. Der ab. Da una parte va collegata lì. Das war schon inkludiert. Genau, das ist alles. Ah, ok. Questo è sempre nella scatola. Das ist jetzt für USB-C, E per le USB. damit der da dann nachher auch wieder funktioniert. Das Kabel geht zum Sitz, um den Sitz zu verstellen. Con questo cavo si può impostare la posizione del sedile passeggero come nella Highland, però lui non la usa. Bei mir Das auch. geht auch?
Yeah, Okay. Das wusste ich nicht. quindi è una sorta di clone. Zack. Perfetto. Jetzt mal die Schrauben rein. Visto oder einfach du denkst, quindi lo sta riposizionando. Hier unten. Zack. Gibt es die Schutzenfolien oder? Ja, so Schutzfolien. Ah, ok, c'è già c'è una pellicola che un po' lo. Quindi già si vede bene. Achso. Ok, quindi è subito funzionante. Was haben wir da? Entsperren vor was? Die Tour? Auto. Das Auto entsperren. Auto o datura? Ja, Türen. Ok, Wenn die quindi Türen jetzt zu sind, questo è per aprire e chiudere le porte. Poi abbiamo il clima. kannst du hier dann die Lüftung einstellen. Ok. Ok. E funziona. Aber wir haben keine Rückmeldung da. Ist einfach. Nee. Aber beides vorne und hinten. Ist nicht geteilt. Quindi da qua le persone sedute dietro possono aumentare o diminuire la ventola, però funziona in tutta l'auto, quindi non è solamente dietro. Kannst es aber auch hiermit dann. Ok, il volume. Ja, willkommen bei Spotify. Heizung ist vorne o da hinten? Und das ist für Sitzheizung. Ah, ok, quindi abbiamo la possibilità, è molto carino. Kannst du wieder machen? Il riscaldamento dei sedili è molto carino, comunque. Hier, E poi... hier könnte man den Sitz Ah, ok, verstellen. esatto, qua è stato, non l'ha collegato Sasha, però si può comunque impostare il sedile frontale come nella Highland. Ok. Temperatura per il clima, aber die ganz Auto, nicht nur niente, Genau. per tutta l'auto. Poi abbiamo delle app che si possono scaricare. Hier. Ok, ovviamente richiede una connessione internet, si può fare mirroring col cellulare, oppure ricordiamo che questo schermo ha l'alloggio della scheda 4G. Hast du schon etwas installiert? Ok, YouTube. war schon installiert YouTube? Oder? YouTube war schon installiert. Quindi YouTube in teoria qualcuno che c'è seduto dietro si può vedere quello che vuole qua ed è separato da quello frontale. Madonna. Sì, teoricamente uno si può scaricare le app come su un videogioco. Da qui ti puoi scaricare le APK direttamente. Was ich finde interessante, cosa trovo interessante, du kannst die Heizung einstellen, puoi usare il clima e il riscaldamento dei sedili, die Auto zumachen. Ok, grazie Sasha per averci mostrato come si installa, è abbastanza rapido. Siamo un po' sfortunati con la connessione perché siamo comunque vicino al confine con l'Olanda e magari non c'è una buona connessione. Können wir ihm wenigstens vernünftig ein YouTube-Video zeigen. Das sollte er wohl hinkriegen. Ne? Utilizzando la scheda 4G c'è la possibilità che questo diventi un router, quindi possa dare internet ai passeggeri, o ipoteticamente con una scheda 4G non avete necessità della connection premium perché potete dare internet con questo allo schermo della Tesla. Sembra carino. Probabilmente è utile soprattutto se viaggiate spesso con passeggeri nei sedili posteriori, è una bella soluzione soprattutto per chi fa lunghi viaggi con figli. Questo credetemi può essere un buon aiuto. Kann den Bildschirm auch hell machen. Quindi un prodotto che non costa molto, costa quello che vale, può essere utile per chi viaggia sempre con qualche passeggero. Nonostante i problemi che abbiamo avuto oggi con internet, ma non è dovuto allo schermo, funziona piuttosto rapidamente. Vi lascio in descrizione un codice sconto, così se per caso volete comprarvi quello o qualcos'altro nel sito potete farlo, a me non entra nulla, ma magari voi risparmiate qualcosa. Ciao, alla prossima!